Benvenuti, buon fine settimana, nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Il Punto. Una settimana, devo dire, abbastanza movimentata per quanto riguarda la politica, e questo fine settimana secondo me non farà eccezione, perché ovviamente la manifestazione a favore del Ponte sullo Stretto sta catalizzando l'attenzione ovviamente di tutto il paese. Noi cominciamo la nostra trasmissione con la voce del Ponte, chiamiamola così, non me ne voglia, amministratore delegato Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina SpA, che è la società incaricata, che mette insieme tutte le imprese, incaricata di costruire questo ponte. Allora, questo ponte si farà o non si farà? Faccio una breve premessa per i nostri telespettatori, dico così mettiamo subito le carte in chiaro e non ci sono dubbi di sorta. Questa televisione, questo editore è stato sempre a favore del ponte sullo Stretto, quindi insomma il ponte è, secondo noi, secondo la nostra linea editoriale, un'infrastruttura che doveva già esserci da tempo. Poi è successo tutto quello che è successo, adesso un po' c'è di questi ritardi, ce li racconterà lei, però la domanda è questa: si farà mai questo ponte, Ciucci? Sì, si farà il ponte, e stiamo lavorando alacremente, come si può dire, per questo e superare anche i problemi che sono emersi. Noi pensavamo di essere già in fase realizzativa da qualche mese, a valle della decisione della Corte dei Conti, che pensavamo fosse positiva sui nostri documenti, sulla delibera CIPES, sulle approvazioni tutte necessarie. La decisione contraria della Corte, che ha negato il visto, ci ha portato a dover rifare attività, e sapete che recentemente un decreto legge ha fissato la procedura in maniera dettagliata, impegnativa, trasparente, di come arrivare alla nuova delibera del CIPES. Ecco, Ciucci, qui entriamo proprio nel cuore della questione. Il ponte è una questione che riguarda ovviamente l'infrastruttura e tutte le procedure che servono a costruire un'infrastruttura di questo tipo, ma è stato da sempre anche una questione politica, Certo. I pro e i contro, insomma, che hanno accelerato a volte e rallentato altre questa procedura. La vulgata, la gente comune dice: ma in tutto il mondo si costruiscono ponti di diversa natura, perché non si può fare un ponte sullo Stretto? Ma i no ponte hanno cercato di spiegare con le loro ragioni che in realtà c'è una gara che probabilmente doveva essere aggiornata, adesso ce lo spiegherà lei, ci sono dei vincoli ambientali. Quella è una zona altamente sismica, non lo diciamo noi, ma ce lo dice la storia, il famoso terremoto di Messina. Allora, cominciamo insomma da cercare di in qualche modo rispondere a chi è contro il ponte, con argomentazioni ovviamente reali. Ma guardi, come diceva lei, ovviamente c'è un aspetto politico. Io non sono un politico, sono un tecnico, quindi non mi addentro sotto queste considerazioni, però è evidente che c'è un problema di un progetto di maggioranza e una posizione di maggioranza e di opposizione al governo. Lo era quando era il ponte di Berlusconi, lo è oggi del ponte di questo governo e del ministro Salvini in particolare. È facile, ci sono una molteplicità di posizioni, di concause, del perché il ponte fa fatica e perché il ponte non è già stato realizzato. Ha ragione lei, il ponte doveva già esserci da anni, e quale contributo avrebbe già dato alla situazione difficile, alle difficoltà dell'economia che toccano anche la Sicilia, Messina e non soltanto Messina. Allora, spesso ci sono critiche che fanno affermazioni prive di sostanza, che però colpiscono l'immagine, no? Il ponte crolla, il problema sismico, bisogna rifare la gara, tutte affermazioni che sono facilissime da fare. Cioè bisogna fare una gara. Si dice così, ma poi spiegare perché la gara non è necessario farla richiede assai più tempo e molta attenzione da parte degli ascoltatori, perché poi diventa un però sul tema... tema della gara un attimo possiamo entrarci, perché Sì, in realtà nel concetto più semplice, questo è stato un progetto ideato parecchi anni fa, c'erano altri costi, c'era un'altra congiuntura economica, adesso ovviamente il ponte costa molto di più rispetto a quanto sarebbe costato una ventina di anni fa. Nel frattempo però è cambiato anche la modalità del progetto, no? Doveva essere costruito in project financing, adesso è col totale contributo. Un'altra notizia
Da smentire, un'altra notizia da smentire. Adesso la smentiamo. E soprattutto diciamo, doveva essere rifatta la gara perché nel frattempo poteva inserirsi qualche altro diciamo, investitore. Ma la decisione di non rifare la gara è ovviamente una decisione che è stata presa dal Parlamento, una decisione non certo dalla società Stretto di Messina, e dobbiamo tener conto come questa gara a suo tempo fatto era stata sospesa. Il contratto conseguente era stato sospeso per una decisione altrettanto politica. Con una legge nel periodo del governo Monti si disse che l'opera, quasi quasi che l'Italia non si potesse permettere quest'opera, e quindi venne sospesa l'attività, la società messa in liquidazione e con tutte le altre conseguenze. Quindi al momento in cui si è deciso, il Parlamento, il governo ha deciso di rimettere, di confermare la valenza strategica del ponte e quindi come opera prioritaria, la cosa più rapida, più veloce e forse anche più equilibrata era quella di riattivare i contratti che erano stati bloccati per una decisione politica, una decisione parlamentare, una legge, e quindi con un'altra legge si è tolto quello stop. Poi c'è una condizione, evidentemente, lei sa che esistono delle norme per cui un contratto comunque nato, comunque vigente, non può registrare aumenti di corrispettivo superiore a un certo importo. 50% più volte stiamo parlando richiamato. ovviamente Ma è una normativa cioè è un limite che riguarda i lavori, cioè nel senso che se io affido un lavoro, il ponte sullo stretto, e vale X, non posso affidare alla stessa società un altro lavoro che col ponte c'entra relativamente, che aumenta questo investimento di oltre il 50%. Non possiamo aggiungerci il lotto della Salerno-Reggio Calabria. Però, allora, qual è la nostra situazione? Il nostro aumento dei costi, che ovviamente non potevano esserci dal 2006 al 2025, è dovuto per la quasi totalità a una indicizzazione dei prezzi. I prezzi dei materiali sono aumentati, nel periodo Covid, come sa, sono esplosi questi prezzi, quindi il corrispettivo è aumentato perché sono aumentati i materiali, ma non sono aumentati i lavori, se non per l'unica variante lavori introdotta, è quella della metropolitana tra Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Messina, richiesta dalle amministrazioni locali e che comunque antecedente all'entrata in vigore della direttiva europea e comunque anche a volerle considerare ampiamente entro il 50%. Quindi la gara non è necessario farla e si è ritenuto di non farla. Sulla questione che riguarda appunto i costi, dicono le critiche, sono costi eccessivi, costi esagerati per un attraversamento che poi diciamo anche secondo le stime di traffico non dovrebbe poi supportare insomma, questo elevato traffico che poi si verifica solamente nelle questioni, nei momenti diciamo, di punta diciamo, del traffico per la Sicilia, in entrata e in uscita, che poi sono sempre l'estate o insomma in prossimità di... Si parla del ponte sullo Stretto di Messina, ma il progetto ponte sullo Stretto di Messina non è soltanto il ponte. Vuol dire, cioè, non è solo il ponte che unisce le due sponde, ma ci sono tutti i collegamenti con la rete statale e ferroviaria, sono più di 40 chilometri di collegamenti statali e ferroviari. Ricordavo prima il collegamento metropolitano tra Reggio Calabria e Messina. Alla fine, se si volesse fare una valutazione soltanto, unicamente del ponte, dell'opera, noi a volte la chiamiamo opera di attraversamento per distinguerla, per fare chiarezza, è poco più di un terzo dell'investimento complessivo. Cioè a fronte di 13 miliardi e mezzo il ponte di per sé costa meno dei 5 miliardi, tra 4 e 5 miliardi di euro. E non dobbiamo limitare il ponte nella sua funzione, perché il ponte unisce i due sistemi statali e ferroviari di Sicilia, Calabria, quindi dell'Italia, e completa quell'itinerario europeo da nord-sud, il principale collegamento europeo, da Helsinki fino a Palermo. Allora, lei saprà che tra Helsinki e Palermo ci sono 3 interruzioni di continuità, diciamo così. Tra Danimarca e Germania, l'attraversamento del Fehmarn Belt, e lì c'è un tunnel di 18 km in costruzione. Verrà completato entro il 2030, 31, 32. Abbiamo il tunnel del Brennero in avanzata fase di realizzazione, manca
come il collegamento sullo Stretto di Messina. Perché non si deve fare quest'opera? Forse perché a sud le altre le stanno facendo. 3 km e 300 metri, no? Ponte ad unica campata, sì. Abbiamo visto qualche immagine scorre, diciamo, è una delle infrastrutture di questo tipo, forse unica o una delle pochissime al mondo. Le altre critiche ovviamente, non è rischioso, prima abbiamo fatto il riferimento all'area che è comunque un'area sismica, sotto scorre una faglia. Questo ponte, visto anche le condizioni che ci sono in questa particolare area geografica, non è che, lei ovviamente dirà di no, ma non è che diventa un po' come dire, un azzardo? È senz'altro, lo diceva e lo ricordava correttamente, il ponte con la campata unica, ponte sospeso a campata unica, la campata unica più lunga al mondo. Ma è un ponte molto studiato, vorrei perfino troppo lungamente studiato, è ora di farlo il ponte, e non è insita questa sfida tecnologica. Allora io dico sempre, per aver vissuto un po' questa esperienza anche nel passato, che quando si decide di realizzare l'autostrada del Sole, tra l'attraversamento degli Appennini tra Bologna e Firenze, lì rispetto alla tecnologia di quel tempo era molto più avveniristico ed era molto più rischioso, e basta andare a interessarsi un po' della storia per vedere questo. Tutti i temi noti, il sisma, il vento, sono proprio perché temi noti, sono i più studiati, i più approfonditi, e si continuerà a studiare, a approfondirli in fase di progettazione esecutiva, in fase realizzativa, perché così funziona una progettazione che poi va per gradi. Quindi già adesso abbiamo un patrimonio ricchissimo di studi su tutti questi aspetti, compreso anche quello ambientale. Continueremo. Che io sto tralasciando, ovviamente flussi migratori degli uccelli, fauna marina, eccetera, che sono anche questi temi che alimentano la narrazione no ponte in qualche modo. Un ambientalismo spesso non motivato. Allora io dico invece che il ponte darà un grande aiuto all'ambiente. Prima di tutto in fase nell'aspetto della conoscenza dell'ambiente, cioè tutti gli studi che noi abbiamo fatto sulle diverse componenti ambientali a terra o nello stretto arricchiscono la conoscenza di questo ambiente, e non ci sarebbero stati senza il ponte. Non c'è opera italiana, forse al mondo, che ha dato altrettanta attenzione a questi aspetti. L'analisi, faccio un esempio concreto, la valutazione di impatto ambientale del ponte è durata 15 mesi. È partita a febbraio del 2024 sulla base del progetto aggiornato, ha avuto una prima risposta a fine 24, una seconda a maggio 25, e ancora oggi stiamo illustrando e informando l'Europa su tutte le attività svolte, su tutte quante le componenti dell'ambiente. Vorrei capire quale altro progetto anche più piccolo ha talmente studiato che insomma ha portato tanta conoscenza anche su questi temi. Senta, in chiusura, analisi costi-benefici, voi ovviamente le avete fatti, sostenete che questa infrastruttura avrà delle ricadute positive su Sicilia e Calabria, ma anche sull'intero paese. Abbiamo visto in questi mesi ovviamente la ricaduta su quelli che potranno essere i posti di lavoro, intanto solo per costruirla questa grande infrastruttura, ma poi che benefici darà al territorio? Ma guarda, l'analisi costi-benefici, lei sa che si svolge, un elemento fondamentale del progetto, si svolge in base alle regole fissate dal Ministero delle Infrastrutture e in base alle regole europee, quindi ai parametri, impostazioni e tecniche. E l'analisi costi-benefici chiude con un valore attuale netto dei benefici, quindi tutti i benefici al netto dei costi, compresi i costi di costruzione e di gestione, di circa 4 miliardi di euro in termini attualizzati. Il tradotto
all'inverso il tasso di rendimento è superiore al 4-4,50%, quindi molto più alto di qualsiasi altro investimento pubblico. Quali sono le principali componenti? Ovviamente risparmio del tempo, sia per quanto riguarda le auto, per quanto riguarda la ferrovia. Non ci dimentichiamo che è un ponte stradale ferroviario. Quanto costerà ai cittadini secondo lei questo, cioè nel senso proprio attraversarlo? Guarda, la tariffa cosa è inferiore ai 10 euro, quindi molto, molto più bassa rispetto alle tariffe attuali del traghettamento. Questo perché? Perché il molto governo... più bassa anche rispetto ad alcuni pedaggi di Autostrade del Nord. Sì, perché questo ha deciso, esatto, perché il governo ha deciso che l'intero finanziamento dell'opera veniva coperto da fondi pubblici. E qui forse, se vuole, possiamo rispondere all'altra critica, l'altra critica, esatto. Del tutto manifestamente infondata, perché il ponte non è stato mai un project finance in termini tecnici. Noi abbiamo fatto una gara per il contraente generale, il contraente generale aveva l'incarico di progettare e costruire l'opera, ma non di procurare i finanziamenti. I finanziamenti sarebbero sempre stati raccolti da Stretto di Messina e sarebbe stato eventualmente Stretto di Messina a indebitarsi, ma lei sa bene che il project finance non è così, cioè la gara di un partenariato pubblico-privato o project finance porta a mettere a carico del realizzatore il finanziamento dell'opera. Quindi non è corretto parlare di project finance. Lo si è usato soltanto in maniera così generica per cercare di spiegare il metodo, ma non è un project finance di legge. Senta Ciucci, l'ultima domanda, diciamo che è anche un po' una critica alla vostra gestione. Si dice che vi siete aumentati nel tempo anche i tetti salariali, insomma è come dire, una questione che riguarda anche banalmente diciamo, i vostri stipendi, diciamo, quindi questa è una critica, diciamo, alla gestione, no? Alla società Stretto di Messina. Ma guardi, due risposte. La prima è la gran parte del personale attuale del Stretto di Messina sono in distacco da ANAS e da RFI, quindi dal gruppo Ferrovie, e porta con sé i livelli salariali che ognuno aveva lavorando direttamente in ANAS e RFI. Se lei si riferisce al tetto più o meno noto, che ultimamente è stato anche considerato non costituzionale, la deroga prevista nel 2023 riguarda non gli amministratori, non me stesso, ma alcune professionalità di massimo livello, perché per fare il ponte sullo stretto abbiamo bisogno di ingegneri, non soltanto ingegneri, diciamo, e di professionisti a tutela di chi poi lo quindi percorrerà. È un modo di tutelare la realizzazione di quest'opera. D'altronde ci sono altri casi di altre gestioni pubbliche in cui il tetto non si applica. Lei l'ha detto, diciamo, il cantiere comincerà entro quest'anno, lei ha dato una scadenza, ultimo trimestre del 2026, è un auspicio o è reale questo? No, è l'ultima riga del cronoprogramma su cui noi stiamo lavorando, evidentemente. È chiaro, lo dicevo forse prima, che ci ha sorpreso la decisione della Corte dei Conti. Pensavamo di essere già adesso in fase realizzativa, ovviamente come partono questi investimenti con gradualità, perché sono richieste tutta una serie di attività prima di arrivare ai grandi cantieri delle torri, dico per dire con semplicità. Lo stop della decisione negativa della Corte porterà uno spostamento nei tempi di circa 12 mesi. Quindi insomma un anno rispetto alla scadenza che vi eravate detto, cioè questo ponte sarà pronto sulla base nel 33, diciamo, secondo a fine 33. A fine 33. Noi ovviamente stiamo lavorando sulla base di quella procedura dettagliata prevista dal decreto di marzo. Facendo i conti sulla mia età, dico. Figurarsi sulla mia. Allora, io non lo faccio il conto. Non lo fa più o non lo... No, non lo faccio perché devo sbrigarmi a realizzarlo, ovviamente.
Allora, grazie all'amministratore delegato della società Stretto di Messina, insomma abbiamo fatto un po' chiarezza, almeno dal suo punto di vista, abbiamo sentito anche le voci contrarie in questi mesi al no, nel frattempo c'è tutto un movimento a Messina che sta spingendo ovviamente per la realizzazione di questo ponte e che seguiremo anche all'interno ovviamente. Un'importante manifestazione a Messina. Lei è pro, non può fare... Io sono pronto, parteciperò. Non può fare pubblicità alla sua... No, parteciperò perché ovviamente sono favorevole al ponte non soltanto perché siamo una società concessionaria, perché credo fortemente in questa opera e su tutti i benefici che potrà portare a questa terra. Grazie Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina SPA. Subito dopo la sigla cominciamo poi col dibattito, con i collegamenti con la manifestazione di Messina, insomma oggi tanta carne al fuoco come si dice in gergo. Subito dopo la sigla. Allora, ancora ben trovati, buon pomeriggio. Adesso cominciamo il punto nella parte del dibattito. Abbiamo sentito Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina SPA, che è insomma la società incaricata di costruire questo ponte. Per la costruzione di questo ponte si sta manifestando a Messina. Oggi seguiremo ovviamente attraverso le nostre telecamere con la nostra Simona Mazzone e quello che sta succedendo a Messina in piazza davanti al municipio. Intanto vi presento gli ospiti. Con me in studio Nicola D'Agostino, deputato regionale di Forza Italia. Buonasera, Benvenuto D'Agostino. buonasera. Vedo collegata Francesca Pascale. Benvenuta Francesca Pascale. Insomma, buonasera, è un piacere. Piacere nostro rivederla. Non la vedevamo da un po', poi abbiamo in questo periodo di referendum, insomma, è stata un'attivista partecipe, insomma, del dibattito. Francesca Pascale, tra l'altro, che ha seguito con attenzione anche tutte le fasi che riguardano la politica in Sicilia, quindi ce le racconterà col suo sguardo attento. Saluto anche Antonio Condorelli che è qua in studio, il collega giornalista Antonio Condorelli. Eccoci. Ci colleghiamo subito però con Messina, dove c'è Simona Mazzone, che vediamo appunto in diretta con un ospite subito. Ciao Simona. Messina indote a siciliani, calabresi, a tutto il... Allora Simona probabilmente non ci sente. Vai Simona, sei in diretta. Sì, siamo a Messina davanti alla sede del municipio per la manifestazione L'ora del ponte, la manifestazione del sì al ponte. C'è molta confusione, quindi non vi sentivo bene, non sentivo cosa dicevate in studio. Dicevo circa 40 sigle tra sindacati e associazioni e tanti parti politiche, tra sottosegretari. C'è il ministro Salvini sul palco, ha parlato anche il presidente della regione Schifani. Accanto a me il senatore Enzo Bianco, che pazientemente ha aspettato per questa diretta, è stato sindaco di Catania ma anche ministro dell'interno, che appunto è la carica di cui va più fiero. Perché intanto sì al ponte? Il governo che ha deciso di fare il ponte sullo stretto formalmente era il governo Amato II, di cui io ero ministro dell'interno. Il ministro dei lavori pubblici si chiamava Neri Onesi e pensate era del partito dei comunisti italiani. Fu lui a presentare in Consiglio dei Ministri insieme con me la delibera per fare il ponte sulla base di una valutazione e io non cambio idea a seconda che sono al governo o contro il governo. Se un'opera è un'opera utile per la Sicilia, e lo è il ponte, io sono favorevole e la sostengo e mi batto perché una parte del Partito Democratico, della sinistra, continui ad avere una posizione favorevole. Anche sul referendum lei non ha cambiato idea? Se anche su quello, cioè se io ho un'idea e sono favorevole a un cambiamento della giustizia di cui c'è bisogno, io voto sì e porto avanti delle cose che naturalmente era una cosa che io avevo sostenuto. Se noi rinunciamo a ragionare con la nostra testa, francamente non funziona. Lei lo sa che era sul palco con Fratelli d'Italia, Simona, la credo ci sia Lega, Salvini Forza sul Italia. palco. Prova a andare lì a sentire Salvini. Ho sentito delle parole e sul ponte la pensiamo insieme. Naturalmente su molte altre cose la pensiamo diversamente, anche molto diversamente, e facciamo anche degli scontri duri e serrati, però a me fa piacere che sul ponte lavoriamo insieme.
Grazie senatore Allora, Bianco. Simona, c'è credo... Salvini che sta parlando, Esatto, cerchiamo di facciamolo ascoltarlo. vedere Salvini, insomma, che il segno questa è la del manifestazione della vandalismo Lega, tra e della l'altro fa violenza. anche effetto vedere, no, Enzo Bianco, insomma, sullo stesso palco con alcuni esponenti della destra, tra l'altro più estremo. Antonio. Soprattutto grazie Matteo, saremo insieme in questa battaglia. Questa è in questo momento cruciale, è una dichiarazione che ha anche un significato, lancia un messaggio al centrodestra che sostiene quest'opera, lancia un messaggio al centrosinistra e sappiamo cosa vuol dire in questa fase. Allora, D'Agostino, Ponte o non può o no? Ponte tutta la vita. Fermo lì, Francesca Pascale, Ponte sì o Ponte no? Beh, sì, anche perché era una delle battaglie di Silvio Berlusconi, quindi non potrei dire di no, anche perché tutto ciò che è evoluzione è da considerare un valore. Beh, allora, insomma... Io sono stata a Palermo nella campagna referendaria per il sì, e spostarsi in Sicilia non è così facile come può essere per altre regioni, quindi sì, tutta la vita. Ponte sì, d'altronde anche noi da qui, da questa televisione, insomma, prima ancora dal giornale abbiamo fatto una battaglia e continuiamo a essere pro Ponte, insomma, con tutto quello che poi ovviamente abbiamo raccontato in questi anni. Francesca Pascale, un'altra delle battaglie di Silvio Berlusconi è la riforma della giustizia, è andata male. È andata male ed è sempre come diceva Silvio Berlusconi, da ogni male bisogna trarne un bene. Non credo che al centrodestra questo no non sia servito anche per fare un minimo di introspezione personale rispetto a quello che forse è da cambiare, visto anche i sondaggi alla mano, visto anche che molti giovani non sono più attratti da un centrodestra che spesso rimane chiuso. Io mi auguro che qualcosa cambi, perché c'è tanta comunità che oggi non si rispecchia in questa classe dirigente, ma che ha un animo di centrodestra liberale e che l'unico obiettivo è stare lontano da tutto quello che è il linguaggio delle sinistre, soprattutto perché sono contro l'Occidente. Lo vediamo soprattutto con lo scenario della geopolitica, come si comportano. Quindi nel frattempo vediamo Salvini che sta parlando, adesso la regia ce lo sta proponendo. Sentiamolo un attimo, sentiamo. Una delle più grandi, importanti, avveniristiche opere pubbliche, non in Italia ma in tutto il mondo, sarà la più grande operazione contro la mafia e contro l''ndrangheta degli ultimi decenni, perché la mafia prospera laddove c'è fame, laddove non c'è certezza, laddove non c'è futuro, laddove non c'è speranza. E quindi io vi ringrazio perché siamo costruttori. Oggi qua non c'è una parte politica. E questo è Matteo Salvini, rientriamo, lo dico alla regia, poi insomma avremo modo anche di analizzare le parole. Solo per la cronaca, Matteo Salvini non si è fermato ovviamente né prima né dopo a parlare con la stampa. Questo la lettura, diciamo, giornalistica è che Matteo Salvini fino a questo momento, lo dico anche a Francesca Pascale, non è mai entrato nella questione del voto sul referendum, insomma della sconfitta. Il centrodestra era tutto proiettato sul sì, ovviamente la vittoria del no ha insomma scompaginato le carte. Matteo Salvini però, infatti qualche giornale ha titolato anche come se la questione non fosse di pertinenza, insomma, della Lega, non ha dato neanche, come dire, l'input, la lettura ai propri sostenitori di questo risultato referendario. Perché, D'Agostino? Io perché non si sia così schierato, non lo so, è una domanda che vi ho fatta a lui, evidentemente ha fatto del tatticismo. Oppure ha capito prima che probabilmente gli elettori vanno sui temi referendari lasciati liberi di decidere senza troppe suggestioni. L'errore di questa campagna elettorale è stata quella di politicizzarla, ma non soltanto da parte del centrosinistra, che è stata scorretta ma abile, ma anche da parte del centrodestra che ha sbagliato l'approccio ed è stata anche molto ingenuo, devo dire. Il tema referendario è sempre stato così, sempre complicato. Quando tu alla gente gli chiedi di votare sull'aborto, sul divorzio, sul nucleare, la scelta è chiara e netta. Il risultato che oggi abbiamo è, per la terza volta i cittadini ci dicono: su temi così complicati fatemi la cortesia, mettetevi d'accordo in Parlamento, serve una maggioranza qualificata, trovatela, ma non ci venite a scomodare per un voto che noi probabilmente non capiamo.
Se ci costringete ad andare a votare, sapete cosa c'è? Vuol dire che non siete bravi, non ci fidiamo e vi diciamo no per partito preso. Io la metto su questo piano, perché poi andare a fare le pagelle e cercare i responsabili, come dice Francesca Pascale, invece noi in Sicilia diciamo di impedimento dobbiamo fare giovamento. Ecco, serve un grande atto di umiltà dentro il centrodestra per capire come non commettere gli stessi errori in futuro e invece far passare i messaggi giusti, come quello sul ponte per esempio. Francesca Pascale è del sud come noi, no? Perché ha vissuto ad Arcore, insomma, tanto tempo. Certo, è donna del sud come noi. Tra l'altro anche lei in Campania, così come in Sicilia, ha visto la vittoria del fronte del no in una terra dove oggettivamente, se in Campania probabilmente con la presenza di Gratteri, con la presenza di Fico, quindi il Movimento 5 Stelle molto forte, c'era qualche dubbio, in Sicilia certamente non ci saremmo mai aspettati questi risultati. Allora, Francesca Pascale, mandiamo un attimo una clip per vedere tutto quello che è successo. Un po' è partito anche da questo studio, da questa trasmissione, il declino del sì. Vediamo quello che è successo fino a stamattina sul piano politico, l'effetto di questo referendum nel servizio. Tutto è cominciato da qui. La magistratura che è sono plotoni di esecuzione. Le opposizioni e buona parte della magistratura chiedono le sue dimissioni, ma lei resiste. Il ministro della giustizia Nordio, a caldo, commenta che la Bartolozzi si scuserà, poi ci ripensa, ha già chiarito, e il capo di gabinetto resta ferma sulle sue convinzioni. Sono stata fraintesa. Alla vigilia del voto per il referendum costituzionale c'è tensione. Spunta il nome del sottosegretario alla giustizia Del Mastro in un'inchiesta del Fatto Quotidiano sulla sua partecipazione in società insieme alla figlia di un prestanome del boss senese. Le parole della Bartolozzi continuano a riecheggiare su tutta la stampa nazionale. Scendono in campo anche attori, intellettuali, cantanti contro il sì, contro la riforma proposta dal governo. L'Italia al voto, la maggioranza decide per il no. All'indomani del referendum Del Mastro lascia: ho commesso una leggerezza, dice. Lo segue Bartolozzi, sono le prime conseguenze politiche della sconfitta del sì al referendum sulla giustizia ed è crisi interna al governo, ma Nordio al grido dimissioni in aula resiste. Non è previsto in nessun ordinamento che il ministro della giustizia si dimetta a seguito di un esito negativo di un referendum di questo tipo. E su Bartolozzi un gesto spontaneo, ha lavorato sempre con dignità e onore, dice. A questo punto il premier Meloni auspica per il ministro Santanchè la stessa linea di sensibilità istituzionale, visto che il presidente del Consiglio non può licenziare direttamente i suoi ministri se non passando attraverso il Parlamento. A carico della titolare del turismo c'è un processo a Milano per presunto falso in bilancio su una sua società e un'indagine per un'ipotesi di bancarotta. Ma inizialmente non demorde. Dopo qualche ora anche lei saluta il governo. Passate nemmeno 24 ore, il turno del capogruppo di Forza Italia al Senato Gasparri, ruolo affidato poco dopo a Stefania Craxi. Ci saranno altre dimissioni? Intanto pezzi della maggioranza iniziano a vacillare. Dopo le dimissioni di Gasparri è intervenuta Francesca Pascale, che vorrebbe un passo indietro di Antonio Tajani, da leader del partito. Via il vecchiume, dichiara. Sono solo scosse di assestamento nel post-referendum o in atto una vera e propria crisi di governo? Nel frattempo in Sicilia il centro-sinistra accelera, vuole le primarie subito, sente gli avversari del centrodestra deboli e scoperti di fronte al terremoto post-referendum, chiede le dimissioni di assessori e deputati indagati. E sul referendum anche nell'isola, dove il centrodestra è stato sempre forte nella maggior parte delle 9 province, ha stravinto il no. Il sì ha dominato soltanto a Lampedusa, dove però c'è stata l'affluenza più bassa d'Italia alle urne. C'è chi ha già chiesto le dimissioni del governatore siciliano, perché il referendum è stato anche e soprattutto un voto politico. E torna la tensione anche all'interno di Forza Italia. A riaccendere lo scontro è l'eurodeputato Marco Falcone, che dopo l'incontro con il presidente siciliano denuncia l'assenza di un cambio di passo nella gestione politica. È crisi palese nel centrodestra o è solo una strategia per far dimettere soltanto il presidente Schifani? E qui un sacco di temi. Antonio. Domanda secca, perché ricordiamo che a Palermo il no ha conquistato il 68%, cioè ha raddoppiato i sì in una delle città più importanti del centrodestra di tutto il meridione. Domanda che farei e che faccio a Francesca Pascale.
Secondo lei Berlusconi come avrebbe interpretato questo momento e soprattutto che giudizio darebbe dell'azione di Tajani e Meloni? Ma guardi, onestamente purtroppo bisognerebbe chiederlo a Berlusconi, ma quello che ho immaginato io è che se ci fosse stato Berlusconi in campo probabilmente avremmo vinto, ma avremmo vinto soprattutto perché avrebbe fatto una campagna referendaria molto più chiara rispetto da quella che si è vista. Gli italiani sono stati, per me personalmente, a titolo personale lo dico, molto confusi rispetto a quello che si è riuscito a raccontare. Anche per questo secondo me si è politicizzato moltissimo. Certo, quello che ha fatto la Meloni rispetto alle dimissioni io lo trovo, lo giudico positivamente. Ovviamente mi sarebbe piaciuto vedere le dimissioni molto prima, soprattutto quelle della Santanchè. Non credo che abbiamo vinto per i singoli soggetti, ma avremmo, secondo me, vinto, chiedo scusa, non abbiamo perso per Del Mastro, Santanchè, Tajani, Gasparri, ma insomma un cambio di passo, una classe dirigente completamente diversa aiutava ovviamente la battaglia per il sì, ma io mi domando, ormai il sì è passato, il referendum ormai è quasi acqua passata, ma il problema è che tra 8 mesi probabilmente si voteranno le politiche e non capisco come questa classe dirigente, soprattutto per quanto riguarda Forza Italia, come si presenterà alle elezioni, visto che non sono soltanto io e tanti altri dall'esterno a vedere che c'è una situazione di assenza di equilibrio, ma come è anche all'interno stesso del partito che sono delegittimati chi oggi rappresenta la classe dirigente. Quindi Barelli, Tajani, lo stesso Gasparri che viva Dio le ha rassegnate le dimissioni, dovrebbero rassegnare le dimissioni semplicemente per un'introspezione personale. Quando si fallisce si prende atto e si cambia e si dà spazio a chi magari non ci ha mai provato. Francesca Pascale, io riporto l'esempio anche alla Sicilia, perché la Sicilia è una fotografia di quello che sta succedendo in Forza Italia. Ricordo che in Sicilia Forza Italia ha oltre 50.000 tessere, credo uno dei numeri più alti d'Italia, tanto è vero che poi insomma nella proiezione del voto si è visto alle ultime elezioni, insomma il dato di Forza Italia in Sicilia è certamente superiore rispetto alla media che ha a livello nazionale, che è di circa poco sotto il 7% in questo momento. Guardi, io chiedo scusa ai dirigenti, agli uomini di Forza Italia presenti e quelli che non lo sono, ma per quanto mi riguarda questa storia delle tessere è completamente fasulla. Sono tessere pilotate che servono semplicemente a questa classe dirigente a chiudersi in norme della vecchia, proprio un atteggiamento della vecchia politica. Serve a Tajani per essere riconfermato e serve a quegli amici di Tajani che fanno i coordinatori regionali per essere riconfermati. La Meloni al 30% e a 250.000 tessere. Forza Italia credo sfiori il 6-7% e ne ha altrettante. È chiaro che c'è qualcosa che non torna nella matematica. Questa situazione delle tessere non offende solo l'intelligenza degli italiani e degli elettori di Forza Italia, ma anche la memoria di Berlusconi, perché era il primo a prendere le distanze dai partiti fatti dal tesseramento. E quindi è questo quello che mi dispiace, vedere una Forza Italia sempre più lontana dai valori liberali, da abbracciare temi liberali, da proporre temi verso il progresso e soprattutto lasciare il ricordo di Berlusconi veramente solo a chi è nostalgico. D'Agostino, insomma, direttamente tirato in ballo, no? No, io direttamente tirato in ballo no, perché... No, assolutamente no, ma Francesca Pascale, ascolta, diciamo, spero di poter tirare tanto del tu, non mi sento tirato in ballo minimamente. Allora, il ragionamento è complesso però, perché io capisco l'osservatorio di Francesca Pascale esterno. Ma queste tessere sono vere? Allora, le tessere, per quanto mi riguarda, sono verissime per quanto mi riguarda, e le mie non sono neppure tantissime. Ecco, io faccio un tesseramento vero, chi se la vuole fare la tessera dei miei amici è libera di farla, io ho più di fare un po' di attività promozionale e invitare al tesseramento entro le date stabilite, non faccio. Ovviamente il tesseramento della mia segreteria politica e dei miei amici a me personalmente non costa €1, questo lo tengo a ribadire,
E quindi arrivano naturalmente centinaia, qualche migliaio di tessere, ma vi assicuro che sono meno di tanti altri. Ecco, detto questo però, da qui a stigmatizzare e dire che il tesseramento è un tesseramento fasullo, io questo lo dobbiamo dimostrare. E siccome è complicato dimostrarlo, perché fino a prova contraria il tesseramento è lì, c'è qualcuno che ha fatto un bonifico, qualcuno che ha fatto una sottoscrizione, poi bisogna vedere quando si va eventualmente a votare. Se queste persone vanno a votare, se queste persone vanno a votare liberamente piuttosto che no. Questo è il grande tema del referendum. Io vorrei fare solo 2 domande e mi creda, non c'entra niente il deputato presente, perché veramente non lo conosco personalmente, ma solo di fama, e quindi la mia stima è a prescindere. Ma la domanda è questa: perché se il tesseramento è così massiccio non è presente nei voti e quindi anche nei sondaggi? Questo l'hai detto tu prima. Il tema referendario c'entra poco con la regione siciliana o con altre regioni, c'entra molto per un dibattito che è stato un dibattito nazionale, e come hai detto tu prima il dibattito è stato sbagliato. E che la Meloni faccia piazza pulita e che si faccia un po' di cambiamento anche dentro Forza Italia, io lo ritengo giusto, sacrosanto, se non addirittura necessario. Spero che i dati su Forza Italia non siano quelli che dici tu, perché noi l'abbiamo lasciati con gli ultimi sondaggi al 10% e in Sicilia abbiamo preso alle ultime europee il 23%, quindi capisci che il 23% alle europee in Sicilia giustifica pienamente 50.000 tessere. Che poi siano troppe rispetto al dato nazionale, questo è da vedere e da dimostrare, per quello che ho detto prima. Quindi io non voglio stigmatizzare nessuno, dico soltanto come mi comporto come io. Si recupera il rapporto con la gente? Allora, andiamo al referendum. Il rapporto con l'elettore si recupera con onestà e chiarezza. Il voto è stato politico perché il dibattito è stato politico e anziché essere su un tema preciso di difficile comprensione è stato politicizzato. Ma era scontato. Voto a Meloni e quindi una bocciatura politica è ancora più grave questa. Certo che è grave, è molto grave. Difatti abbiamo detto, l'ha detto anche Francesca Pascale, lei parla di introspezione, io parlo di umiltà, è la stessa cosa. Occorre fare un atto di umiltà e capire da questo gravissimo errore che c'è stato nella gestione di questo referendum, che doveva essere anche come dire, il coronamento di un percorso, anche non solo, ma anche in memoria di Silvio Berlusconi, così non è stato. Ma non è stato perché è stato sbagliato. Guardate che, salvo rarissime eccezioni, il dibattito è stato tutto nazionale. Stato Berlusconi avrebbe cacciato a tutti. Salvo rarissime eccezioni. Guardi, non volevo dirlo. Salvo rarissime eccezioni, il dibattito è stato. Era la sua battaglia. Il dibattito è stato patetico, per non dire pietoso. È stato condotto da dilettanti, perché era volgare. Ma anche i giornalisti a sostegno del sì al referendum non erano preparati. Rarissime sono state le competenze dimostrate. Eppure però una voce... No, ma soprattutto, chiedo scusa, io vorrei tornare un attimo al tesseramento, ma credete sia giusto che un segretario si blindi con delle regole assurde? Cioè il segretario possono eleggere il prossimo segretario solo chi ha il tesseramento di 2 anni e non è aperto a tutti, anche a quelli che la tessera non ce l'hanno. Questo non significa volersi blindare perché non si ha la costanza e proprio la consapevolezza di potercela fare senza imprigionarsi in queste regole assurde? Beh, questo sai, forse sanno un po' più di fascista che di liberale. Forse sai perché questa regola è stata posta? Proprio perché, visto che era stato introdotto il sistema di elezione del segretario regionale per la prima volta dentro Forza Italia, si correva il rischio che il tesseramento del 2025 fosse un tesseramento iperdrogato. Tu già dici che è drogato, quindi iperdrogato. Quindi viene mitigato da un tesseramento forse un po' più sincero che quello del 2024. Però certo, sai, perfezione non ce n'è in queste cose. Io non voglio difendere queste scelte, io voglio solamente dire che siamo davanti a un bivio e il rischio è che con queste accelerazioni facciamo più danno del bene che vorremmo realizzare. Quindi sotto questo profilo mi sento di essere d'accordo con Francesca Pascale. Per altri versi dico che... un attimo perché c'è la pubblicità. Nel frattempo, prima di andare in pubblicità, saluto Vittorio Torrisi, che è un giovane che abbiamo incontrato anche altre volte all'interno di questa trasmissione, una delle voci, insomma, buongiorno a tutti, più curiose di questo periodo. Che piacere vederlo. Ciao Vittorio. Buongiorno Nicola, buongiorno Antonio, buongiorno signore direttore. Buongiorno a te. Francesca, che signora, siete coetanei. Ciao Vittorio. Ciao. Ha ragione, sono vecchia ormai.
coetanei. No, lei non è vecchia, ma io cerco di seguire la galanteria sicura. Allora, Vittorio, sei ancora studente bocconiano, no? Com'è? No, sì, certo, no, ci mancherebbe solo. Mi hai detto che stai lavorando a Berlino. Che mi arrivano. Sì, infatti uno fa avanti e indietro tra un posto e un altro. In questo momento, se si guarda un po' dall'altra parte della finestra, si vede l'università, quindi rispondo da Milano. Ecco, quindi rispondi. Sì, allora, Vittorio è una di quelle voci, diciamo, dei giovani che ha partecipato al referendum, il voto libero, quello che è stato detto, il voto libero. Tra un po' ne parleremo anche con lui, poi andremo a vedere se Salvini ha finito di parlare, perché non lo so, non lo sto vedendo più, però in piazza c'è meno folla, eccolo qua, Salvini ancora sta parlando, meno folla di quella che insomma era stata annunciata, però questa è la manifestazione. Tra un po' ci collegheremo. Allora, pubblicità e ritorniamo in diretta. Allora, rientriamo in diretta dopo la pubblicità. Allora, li stavamo facendo con Francesca Pascale, Nicola D'Agostino, Antonio Condorelli, saluto anche Vittorio Torrisi, giovane studente bocconiano. Stiamo facendo un discorso, un ragionamento, diciamo, intanto sul partito Forza Italia, perché insomma è quello che probabilmente è mancato insieme a tutti i partiti del centrodestra in questa raccolta voti del referendum, in questa raccolta per il sì. Però, dicevo, Francesca Pascale, c'è stato uno che insomma si è speso bene per il referendum, insomma, ha parlato bene, ha convinto, insomma, anche con le sue motivazioni, andando in tutte le televisioni, parlando a tutti i giornali, che è Giorgio Mulè. Secondo te com'è stato? È stato bravissimo, è stato chiaro, ha l'abitudine di parlare in video con un linguaggio semplice secondo me, e spero vivamente che possa prendere le redini di un partito che ormai è chiaro che ha bisogno, a tutti, che ha bisogno di essere risanato. E non a caso Tamaio, che è uno dei big esponenti di Forza Italia, gli ha dato una bella pugnalata a Mulè su Facebook, proprio per quel fatto che è stato citato. Facciamo vedere, abbiamo due pagine. Oggi no, è terribile perché è stato solo citato, non è indagato, non c'entra con questa situazione, quindi subito hanno colto l'occasione per infangare nuovamente una persona per bene. Stiamo vedendo le pagine, questo è quello che è successo, insomma, non è sotto inchiesta, non è stato citato nelle carte, è stato soltanto usato il suo nome ovviamente per offendere un progetto che ancora non è nato. Già sono lì per contestare una persona che assolutamente non c'entra con i fatti. Francesca, la coltellata allora, un attimo, ha finito di parlare Salvini, un attimo, vediamo che sta succedendo. La coltellata a Mulè è arrivata da Tamaio. Un attimo. Allora, adesso riprendiamo. È sempre una coltellata, Esatto. No, adesso facciamo vedere anche cosa ha detto Mulè dalle pagine di Libero. Allora, è finito il discorso di Salvini e credo sia terminata anche la manifestazione a Messina con Salvini che è chiuso. Simona Mazzone, allora, dove sei? Sì, eccomi. Eccola. Allora, Simona, dai. Appena finito di parlare Salvini, sì. Vi faccio un sunto di quello che ha detto, perché ha parlato per diversi minuti ed è stato applaudito. Allora, lui ha detto che questo non è il ponte del sud, ma il ponte per unire il mondo. L'ha chiamato ponte della pace, ponte della speranza, perché servirà a unire e a far crescere la reimmigrazione, non quella clandestina, ha precisato, quella che c'è a Lampedusa, perché quella mira solo a fomentare la mafia e la criminalità. Quindi questo ponte sarà contro ogni mafia e ogni criminalità, e chi dice no non è perché appunto inneggia alla mafia, ma è contrario al ponte, mentre ci sono dei no che sono proprio i no della criminalità, quelli non vanno bene. Allora, Simona, un attimo, buona, fermala, alto, fermati un attimo. Quanta gente c'è in piazza? Quanta gente c'è? Allora, c'è tanta gente, ma non tantissima quella che ci si aspettava. Ci sono molte sigle sindacali con le bandiere, ma poca gente, pochi cittadini. I politici annunciati però ci sono tutti.
Principalmente della Lega, abbiamo visto Enzo Bianco. Allora Simona, vedi se riesce a raccogliere qualche voce, vedi se riesce a avvicinare Salvini, insomma, che così ci dice quello che pensa. Anche... non ha voluto fare interviste con i giornalisti, però ci proviamo. Vai, ci riuscirai sicuramente. Allora, dicevo, ritorniamo al discorso Forza Italia. Oggi centrodestra, un po' più tardi avremo Conte, subito dopo questo blocco parlerà con noi il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Allora, vi faccio vedere l'intervista che ha rilasciato Giorgio Mulè oggi a Libero. Ieri c'è stato lo sciopero dei giornalisti, quindi molti giornali non sono usciti. La seconda pagina che abbiamo mandato, l'avete mandata poco fa, lo dico alla regia, vediamo se riusciamo a recuperarla. Giorgio Mulè ha parlato di schizzi di fango, eccolo qua, i pensieri delle procure, insomma, a chi si è impegnato verso il sì, quasi a ribaltarla come una sorta di vendetta, no? Sottile vendetta della magistratura. Quindi sì. Il clima si alza, il clima è incandescente, ma è ancora più incandescente, voglio ribadire, dentro Forza Italia, perché c'è stata la riunione della corrente cardinale, eccetera, eccetera, ma qua c'è soprattutto Edi Tamaio, che ha preso 110.000 voti in Forza Italia, che ha dato lui la caltellata a Giorgio Mulè. Questa cosa ha un significato. Allora vorrei chiedere a Nicola D'Agostino, non c'è stata nessuna riunione di corrente, no, vorrei chiedere qual è il giudizio su Mulè, anzi qual è il giudizio su quello che ha fatto Tamaio e qual è il giudizio su Mulè? Allora, cominciamo da Mulè. Giorgio Mulè è stato, tra queste rarissime eccezioni, la migliore eccezione, è stato bravissimo, è stato l'unico che ha studiato, l'unico che aveva il fisico del ruolo, l'unico che ha saputo interpretare bene la campagna referendaria. Ecco, dico, magari Francesca Pascale sarà d'accordo, Berlusconi se ne sarebbe compiaciuto certamente. Ma era uomo di Berlusconi. Sì, no, dico, ma si sarebbe, giovanissimo. Ho detto Luca, Berlusconi si sarebbe compiaciuto del modo in cui ha condotto lui, da uomo immagine di Forza Italia per il referendum, di come ha condotto la campagna referendaria. Francesca Pascale aggiungerebbe, avrebbe tolto Tajani, avrebbe messo... Però, voglio dire, da solo non bastava, ma soprattutto non bastava il fatto che tutti gli altri leader di partito, di tutti i partiti di centrodestra e leader, co-leader, ministri e via dicendo, facevano di tutto per danneggiare il complesso generale. Infatti le ultime 3 settimane sono state disastrose, non era più recuperabile, non si andava a votare per il referendum sulla giustizia, ma perché era un voto contro il governo nazionale, parliamoci chiaramente, che poi questo abbia avuto refluenze anche in Sicilia e si sia trasformato in un voto politico anche in Sicilia, è possibile, ma faremmo discorsi che ormai non servono a nulla. Francesca Pascale l'ha detto, ormai ce lo dobbiamo lasciare alle spalle, ma non ci dobbiamo, è l'unica che sta andando avanti, Francesca Pascale sono d'accordo a parlare dal giorno dopo il risultato, ha detto guardate, questo è un disastro del centrodestra, è un disastro dentro Forza Italia. Io chiedo scusa, come se io dicessi chissà quale cosa super intelligente. Questa è l'obiettivo di tutti. Forza Italia così conciata, cari onorevoli e deputati e dirigenti, non la vota più nessuno. Bisogna a un certo punto dire stiamo sbagliando, diamo spazio a una generazione che forse sa interpretare meglio le esigenze della società. Non si parla più di economia, non si parla più di agevolazioni economiche ai giovani rispetto alle nuove imprese, non si parla di ambiente, non si parla di scienza, non si parla di diritti civili. E soprattutto per quale motivo, visto che Berlusconi purtroppo è andato via da diversi anni, perché Forza Italia continua a essere l'ultimo fanalino di coda della coalizione, quando la sua natura è stata sempre trainare la coalizione. È vero che non c'è più il leader di ieri, ma non ci sono proprio più le idee, non c'è più un partito che vuole combattere per la libertà e per i valori liberali. Allora mi domando, perché continuate a chiamarvi liberali? Allora, ascoltate piuttosto la società civile, non ascoltate soltanto i vostri, io parlo in generale ovviamente riferito a tutti, non ascoltiamo soltanto i nostri desideri ambiziosi, ascoltiamo il nostro elettorato vi ha bocciati. Allora, io però vorrei dire anche un'altra cosa, diciamo, che è un tema a cui mi sono collegato poc'anzi, la presenza dei giovani. Hanno votato tantissimi giovani in massa a questo referendum. Io dico, quella Forza Italia di Berlusconi probabilmente parlava di più ai giovani, era molto più vicina ai giovani e agli studenti. Da lì, io ricordo all'epoca Berlusconi nacquero i primi circoli dei ragazzi, Forza Italia Giovani, insomma adesso non ricordo come si chiamassero tecnicamente, però c'erano molti giovani che militavano
militavano in quel partito. Oggi i giovani... Mancano, ha ragione la Pascale, mancano le figure carismatiche, le figure di cui la gente si possa fidare. Ma possono essere Tajani e Schifani le figure carismatiche? Da questi abbiamo in questo momento, questi scegliete voi. Non è che... Mancano le figure carismatiche di cui gli elettori riescono in qualche modo anche ad innamorarsi. Guardi, D'Agostino, Vittorio Torrisi, hai qualche tessera politica tu? Nessuna, neanche una tessera di supermercato, è una scelta personale voluta perché non è ancora il momento. Sei appassionato, diciamo, di qualche figura carismatica della politica attuale in Italia? Io cercherei di rispondere in questo senso, sia riprendendo quanto detto dalla signora Pascale quanto detto dall'onorevole D'Agostino. Io credo che anzitutto il risultato di questo referendum dimostri un vero interesse della nostra generazione nei confronti della politica e un vero disinteresse nei confronti dei politici in senso lato in generale. Cosa vuol dire? La nostra generazione si è mobilitata per andare a votare perché fortunatamente non si doveva scegliere qualcuno, qualche corpo intermedio che poi andasse a scegliere. Noi abbiamo scelto direttamente, indipendentemente dall'esito del referendum. Ora, in questo momento in Italia c'è una situazione politica mortificante, direi, tanto a destra quanto a sinistra, con le rispettive eccezioni a destra e a sinistra. Tra quelle citate, per esempio, credo, anzi, in questo senso, l'oggetto del referendum, la campagna referendaria, sia stata perfetto esempio della situazione politica in Italia che ha dato il peggio a destra e a sinistra e il meglio a destra e a sinistra. Quindi, figure carismatiche in Italia... ho una certa difficoltà a identificarmi in questo momento. Ah, non è vero, tu sei stato da Renzi, t'ho visto. No, sì, allora vorrei parlare in questo punto di qualcuno... Sai che Renzi era uno dei politici, diciamo, seppur di altra sponda, diciamo, politica, più amati da Silvio Berlusconi. Francesca Pascale lo può certamente testimoniare, no? È vero, anche da me sinceramente. Devo dire anche da me, io ricordo una dichiarazione di Berlusconi, che diceva che Matteo Renzi ha sempre sbagliato. Allora un attimo Vittorio, ti interrompo e poi ti ridò la linea, c'è Matteo Salvini che sta parlando. Però loro, sì, io non ci arrivo, sono in diretta su Telecom. Ok, ecco Simone, sentiamo, adesso stiamo vedendo insomma la ressa, la calca. Meno traffico, più acqua, più case, due sponde, una linea metropolitana che c'è a Milano, a Roma, lo stretto con 200 passaggi al giorno, quindi cambia la vita in meglio, spero che tutti remino nella stessa direzione. Mi piacerebbe che poi ai lavori ultimati fosse chiamato Ponte della Pace, soprattutto in un momento complicato come questo. E io rispetto chi la pensa diversamente, spero che ci sia lo stesso rispetto nei confronti di chi vuole fare, costruire, unire, avvicinare. Ci sono i rilievi della Corte Costituzionale. Nella Corte dei Conti abbiamo approvato un decreto che prevede tutti i passaggi nel nome della trasparenza, della legalità, in contatto costante con l'Unione Europea, con tutti gli organismi che dovranno dare il loro giudizio. Tecnici, ingegneri, geologi, architetti stanno facendo il loro lavoro. Speriamo che sia l'anno buono dopo un secolo. Ministro, scusi. Nella fine anno dell'ultimo trimestre cantieri aperti. Non fatemi dare scadenze perché spesso me le hanno rinviate e quindi posso solo dire che metterò tutto il mio impegno, come abbiamo conquistato, costruito delle Olimpiadi straordinarie, e anche lì negli anni hanno avuto i contrari, quelli che non servono, quelli che sarà un disastro, e sono andate in maniera eccezionale e lasciano sul territorio miliardi di euro di nuove opere, di infrastrutture, di palazzi, di studentati. Ecco, vorrei fare lo stesso per il ponte, quindi conto che almeno su questo la politica si unisca. Diciamo che nelle ultime settimane c'è stata una politica litigiosa, rissosa, divisa. Spero che almeno lo sviluppo del paese e il lavoro per i nostri giovani unisca la politica. Ministro, vuole chiamarlo il Ponte della Pace? No, è una mia idea, poi troppe, ma le fanno in troppi e spero che le opere pubbliche, lo sport, la cultura, l'arte avvicinino. Simona, chiedi qualcosa sul non li referendum, vedi che cosa ha da dire guerra Salvini. in Medio Oriente veramente nessuno sentiva il bisogno. Come governo stiamo già lavorando, come abbiamo fatto, per ridurre al minimo l'impatto per famiglie e imprese sulla benzina, sul gasolio, sul gas, sulla luce.
perché se questa maledetta ultima guerra andasse avanti per mesi sarebbe un enorme problema, se non un disastro. No, non parlo di ponte. Vabbè, la Sicilia oggi e la Sicilia dopo il ponte. Io ricordo a quelli che dicono che prima del ponte bisogna fare tutto il resto, che noi oggi pomeriggio abbiamo fra Sicilia e Calabria, fra Palermo, Catania, Messina, 106, acqua, case, ferrovie, 50 miliardi di cantieri aperti. Quindi si può fare sia tutto il resto che il ponte. Il ponte è ovvio che porta lavoro, porta ricchezza, porta imprese sul territorio. Si aspettava questa piazza? È bella, è bella. Mi diceva una manifestazione a favore. Insomma, la piazza di Messina ne possiamo fare anche a meno. Vai, prego. Una cosa da dire a Salvini che riguarda probabilmente qualche decina di migliaia di italiani che sono in ginocchio per il ciclone Harry. Siccome lui è il leader della Lega, in questo momento anche i siciliani che guardano questa manifestazione si ricorderanno che appena 2 giorni fa il ministro Roberto Calderoli ha proposto l'impugnativa che è arrivata, che è stata fatta sui fondi del ciclone Harry. Quindi questa è l'immagine che ha in questo momento la Sicilia, che soffre da parte dell'azione del governo e da parte della Lega soprattutto. Come anche c'è da aggiungere che questo, l'immagine che hanno le persone dell'azione di Forza Italia è quella del deputato leader di Caltanissetta, Michele Mancuso, che è agli arresti domiciliari, che è stato arrestato per aver preso una tangente sui fondi destinati con la legge finanziaria su un concerto pseudo di Vasco Rossi. Cioè, ci rendiamo conto questa gente deve stare fuori. Ecco. In tutti i partiti dovrebbero stare fuori queste persone che purtroppo hanno queste vicende, soprattutto in Forza Italia. Persone che comunque sono in un partito che rispettano e che dovrebbero rappresentare non solo i valori, ma anche chi ha inventato questo partito, cioè quindi una famiglia e prima ancora Silvio Berlusconi. Queste schifezze dovrebbero essere lontani da chi si prende cura della cosa pubblica. Quindi possiamo dire in coro, a prescindere dal partito che ne è vittima, che tutte le persone che hanno delle vicende giudiziarie così sgradevoli debbano stare fuori, risolvere la vicenda giudiziaria lontano dal partito. Questo non vuol dire, non significa essere giustizialisti, significa prendersi il tempo per difendersi. Vittorio Torrisi, dai. Ma se mi permette, su questo senso credo il principale motivo del disinteresse dei giovani nei confronti della politica sia la delusione della classe politica in generale. Quindi in questo senso vedere questi problemi giudiziari che in qualche modo sono virali nei confronti della classe politica è disarmante per tutti noi. Ecco, e aggiungo una cosa, che oggi Francesca Pascale ha detto una grande verità e ha avuto il coraggio di dirlo, che Forza Italia è diventato un partito apparato, costruito sulle tessere, sui centri di potere, distante dalle persone, e che ha in questo momento in corso una battaglia per la conquista delle caselle di potere. Ecco la grande verità, che ha riscontro sulla realtà. In questo momento hanno dovuto bloccare i tesseramenti perché potevano arrivare altre 30-40 mila tessere che si muovevano con i colonnelli di turno per conquistare i posti di potere. La cosa delle tessere l'hanno fatto tutti i partiti. E succede in tutti i partiti. Ma questo tesseramento è una stupidaggine. Il tesseramento si chiude a una data stabilita, poi il tesseramento rimane sempre aperto. Si chiude il tesseramento 2025, che è quello valido poi da utilizzare nel 2026. Quindi non dire che ascoltate sto ragazzo, ascoltate Francesca. Ma chi sta dicendo di no? Cioè, ascoltate. Allora signori, per favore, se italiani, allora voi che siete deputati, io sono. quindi siete classe operativa all'interno di un partito. Lui è un giornalista, sono solo io. No, lui parlo a plurale, parlo tutti anche per i suoi colleghi. Se questo tesseramento è soltanto un valore aggiunto per il partito stesso, ben venga. Allora non deve essere un linguaggio fondamentale per il prossimo congresso. Scusa Francesca, però perdonami, chi l'ha detto che è il linguaggio? Il tesseramento innanzitutto è, se è fatto con regolarità, lo premetto, io parlo per me, posso parlare per me, io ho fatto le cose giuste, quindi va bene, è un contributo al partito. È un contributo al partito che però si fa valere durante il congresso. E queste tessere sono state fatte per garantire di nuovo il successo di Tajani, e questa è una bella presa in giro agli elettori di Forza Italia. Ma perché dici questo? Questo non lo devi dare per così. Perché la verità, onorevole, è la verità, e non dobbiamo prendere in giro l'intelligenza dei giornalisti, dell'elettorato e della politica. Allora non si fa il tesseramento.
confermo si deve fare il tesseramento, ma si deve cambiare lo statuto del nostro partito, perché oggi è blindato per fare eleggere di nuovo Tajani e i suoi colonnelli. Vabbè, e così finiremo peggio della democrazia cristiana. Scusami, C'è arrivato un messaggio, però, mentre parlava Francesca Pascale, diceva schifezza, questi devono andare tutti a casa, dicevano però, ai tempi di Berlusconi aveva almeno 3 processi, quindi era indagato in almeno 3 processi, quindi come funziona? Era un piano diverso. La storia di Berlusconi è un fatto, lo chiede a me? Sì, certo, ovviamente. Era un piano diverso. Con Berlusconi è un fatto completamente diverso, perché stiamo parlando di un uomo che dalle imprese è stato prestato alla politica, ha fatto nascere con i suoi sacrifici il suo potere. E che è successo? È caduta Francesca Pascale. Continuo io. Adesso lo riprendiamo. È un piano diverso, brevemente, è un piano diverso. Oggi c'è un problema molto diverso. L'uomo di Forza Italia nella sanità in questo momento è indagato per concorso esterno all'associazione mafiosa e corruzione aggravata. Cioè questa è la realtà. E ci sono incontri anche che c'entra questo con la storia di Berlusconi, scusi? Non c'entra nulla, io sto facendo, era un piano diverso quello di Berlusconi. Oggi, e che è l'elemento di discussione, le persone, cioè gli esponenti politici di oggi sono indagati per altri fatti. Eccola qua Francesca Pascale. Perdona. Vai, un attimo, le responsabilità è un fatto completamente diverso. Non possiamo immaginare di paragonare 86 procedimenti giudiziari di Silvio Berlusconi con quelli della classe dirigente, non perché siamo diverse, non perché i diritti di Berlusconi sono diversi da quelli degli altri, ma è chiaro che lui ha avuto un'aggressione giudiziaria per abbattere il nemico politico, e poi sono procedimenti dove sono passati tutti ingiudicati o è stato assolto, dove c'è soltanto una condanna, ma stiamo parlando del leader. Berlusconi non ha mai avuto procedimenti di questo genere. Posso intervenire? Io vorrei intervenire, Francesca, perché non mi sta piacendo il fatto che ci sono quelli da accusare e quelli da non accusare. Premesso che io non ho mai avuto un procedimento giudiziario e quindi posso parlare forse sicuramente alla pari di chiunque altro. Dico che innanzitutto bisogna essere prudenti in queste cose, perché non tutto è scontato. Sono d'accordo con te, quando si viene toccati da un procedimento giudiziario è giusto, per senso di opportunità, senza essere giustizialisti, perché giustizialisti non bisogna mai essere, per senso di opportunità, ecco, fare un passo indietro, risolvere il problema e poi magari ritornare in politica. Dopodiché a me non piace questa etichetta che mi viene appiccicata, adesso sono quello delle tessere, sono quello degli apparati, io sono tutto l'opposto di questo, una cosa personale. Sono l'opposto tutto ciò. Sta dicendo cose interessanti. Sta dicendo questa storia delle tessere, insomma, del tu, spero che mi voglia anche tu dare del tu. Detto questo, è vero che c'è bisogno di cambiare, l'ho detto la prima parola che ho detto, di impedimento fare giovamento, atto di umiltà e fare i cambiamenti che sono necessari, perché ha ragione Vittorio Torrisi, i ragazzi sono andati a votare, che è una grande novità, e hanno, ahimè, purtroppo votato in gran parte no, senza probabilmente capire il senso del referendum, e io questo voto non lo voglio rendere un voto qualunquista, perché è un voto invece da apprezzare, perché ci hanno detto a noi classe dirigente, io nel mio piccolo, ma mi ci metto pure io perché altrimenti sbaglierei, ci hanno detto guardate che così le cose che fate in questo modo non vanno bene, punto. E per questo dobbiamo noi avere la capacità di riorganizzarci, di ripartire anche con nuovi sistemi, anche con nuovi meccanismi, soprattutto improntati alla trasparenza e all'onestà. Le responsabilità di chiunque, di un deputato, di un direttore generale, di chiunque faccia, sono personali e vanno innanzitutto tenute sul piano personale. Poi se uno dice no, guarda, sai, queste persone dello stesso partito, dello stesso apparato messi insieme hanno fatto un'associazione a delinquere, non di stampo mafioso, ma allora sì, ma le responsabilità sono personali e poi gli elettori ci giudicheranno per quello che siamo personalmente. Lo dico a Francesca Pascale perché noi, tutto sommato, ancora qui, Regione Siciliana, dobbiamo andare a chiedere il voto personale, e se il voto personale lo chiedi come voto d'opinione, se te lo meriti te lo danno, se non te lo meriti non te lo danno, e credo che questo sia il top della democrazia. Francesca Pascale.
No, questo credo succeda un po' ovunque, ma è proprio questo, gli elettori si sono già espressi, ma già da tanto tempo nei confronti di Forza Italia, perché il terzo partito della coalizione, quando è sempre stato il primo, non serve continuare ancora ad avere delle dimostrazioni. No, ma sai Francesca, sai qual è che in Sicilia noi siamo stati alle ultime elezioni, quelle europee, il primo partito, non della coalizione, di tutti i partiti. E questo potrebbe essere anche... Va bene, allora alzo le mani, siamo belli, forti e intelligenti, siamo più forti di chiunque altro e abbiamo risolto la pace nel mondo. Assolutamente no, al contrario, sto dicendo proprio perché abbiamo questo primato, non vorrei che fosse un triste primato di un obiettivo raggiunto episodicamente e che poi non riusciamo a confermare perché magari ci convinciamo di essere, come dici tu, belli, forti e inattaccabili, invece non siamo belli, forti e inattaccabili. Io vorrei... Al di là del referendum, a me piacerebbe per esempio di sapere chi ha salvato la Ilaria Salis in Europa, per esempio. Mi piacerebbe sapere perché in Campania, in Puglia, in Calabria tutti i consiglieri regionali eletti vogliono incontrare Mulè per parlare alla famiglia e dire che così il partito sta diventando peggio della Democrazia Cristiana. La famiglia ha ascoltato. Spiegate perché c'è questo fermento all'interno del partito. Francesca Pascale. Intanto a Giorgio Mulè va la massima incondizionata e non equivoca solidarietà, perché lui tra l'altro penso che di queste polemiche che lo stanno solo infastidendo e se la ride, giusto? Però massima... Non sono polemiche. No, però queste allusioni giornalistiche. Le sue vicende giudiziarie. Io voglio dire che deve essere la massima incondizionata e non equivocabile. Però io posso dire una cosa, al di là ora di Giorgio Mulè e di tutti gli altri, io dico che quello che sta dicendo Francesca Pascale oggi su un partito che in Sicilia è ancora, almeno diciamo alle ultime elezioni, dati alla mano, il primo partito, è una cosa importante. Si è espressa su questi temi, su come sta parlando Francesca Pascale, con gli stessi argomenti anche la famiglia Berlusconi. La figlia di Silvio Berlusconi ha detto esattamente le cose che sta dicendo Francesca Pascale e lo ha detto ovviamente ribaltandola su chi sta dirigendo il partito a livello nazionale. Ora, che questi appelli rimangano inascoltati, secondo me ha poca vita, ha poca strada questa cosa, perché ovviamente la famiglia Berlusconi ancora incide e incide parecchio sulla vita di questo partito. Quindi secondo me è un campanello d'allarme, dice mettetevi sulla giusta direzione, perché se no cambiamo strada. È giusto, Francesca Pascale? E io dico che qui in Sicilia ci sono più problemi che in altre parti d'Italia. Io che sono della partita, io sono molto interessato al fatto che Forza Italia possa andare avanti con slancio e con rinnovato vigore. Io utilizzo rinnovato vigore. Mi sembra un fatto assolutamente evidente. Meno male. Allora, aggiungiamo anche che però bisogna dirlo ai vertici. Nel dato delle europee c'erano anche gli esterni che hanno partecipato a questo risultato di Forza Italia. Scusa se ti interrompo, Movimento per l'Autonomia, Democrazia Cristiana, al coordinatore regionale di questo partito, che nessuno mi sembra di voi o gran parte di voi, D'Agostino, vuole. Tutti l'abbiamo scelto. Adesso e l'ha nominato Berlusconi. L'abbiamo scelto, indicato a Berlusconi e Berlusconi l'ha nominato. No, io dico un'altra cosa. Io dico che quando si vince tutti e quando si perde tutti. Le fa onore. E quindi chiedo scusa, quando si vince tutti, vincono soprattutto le idee di Berlusconi. Oggi avete perso voi, come state facendo da tanti anni su questa parte, partendo dal territorio. Perché dice questa Voi vi volete cosa? difendere, capisco, conservare la casta, però adesso basta, se volete proprio un partito così fatto, allora pagatelo voi. Ma ti posso chiedere di non utilizzare questi termini, perché tantomeno con me. Ecco, mettiamola così. No, quando dico la verità. No, non è questa la verità. Quando dico che vincono, quando si vince tutti. Si vince tutti, quando si perde tutti, parlo di classe dirigente, quindi perché dici Berlusconi? Se stai Berlusconi, non lo sto neanche nominando in questo momento, quando si vince la questo è il problema, che neanche più lo nominate. C'è quel partito, c'è scritto Berlusconi presidente, è nel simbolo. Appunto, mettessero il nome di Tajani se è forte, investissero loro invece di chiedere i soldi ancora alla famiglia. Scusi, ma perché? Che cosa dico di male se non la verità? Perché dobbiamo mentire agli elettori di Forza Italia? Ma non è questa la verità, io sto dicendo che quando si vince una classe dirigente vince compattamente, poi magari voglio dire, fa una discussione interna. La stessa cosa deve accadere quando si perde, e questo non significa che non si devono fare i cambiamenti, non significa che non si deve procedere al rinnovamento, non significa che proprio perché si perde bisogna
analizzare la sconfitta. Io su questo sono assolutamente d'accordo e assolutamente onesto nel dire che ci deve essere una conseguenza, e non difendo nessuna casta perché non faccio parte di nessuna casta. No, allora non difendiamo la casta, siamo in due. Perché hanno dovuto per forza raccogliere le firme al Senato per dire a Gasparri di togliere il disturbo? Quando era già ben chiaro che nessuno più lo sopportava. Potrei risponderti dicendo perché non l'hanno fatto 6 mesi fa. Ecco, guardate, se lo volevano fare. Il punto è sostanziale. La verità è che ogni partito, scusa Francesco, ogni partito ha le sue liturgie, ha i suoi riti, ha i suoi momenti. Minacce. Sì, tutto questo c'è anche dentro. Perché Tajani ha minacciato, se ne va. Voglio vedere proprio dove va. Allora, Vittorio, e poi salutiamo tutti, tra un po' arriverà Giuseppe Conte. Vai. Allora, io innanzitutto, dato che dobbiamo parlare di giovani, dovrei parlare di un ragazzo che rappresenta benissimo Forza Italia, che è il segretario Simone Leoni, che conosco personalmente, quindi in questo senso non potrei che concordare con quanto detto dall'onorevole D'Agostino, cioè per cui comunque Forza Italia sta partendo anche con forza rinnovata anche nella nostra generazione. Dopodiché ho sentito dire... Voglio dire, credo sia più importante parlare dell'esito referendario che delle strutture interne dei partiti, ma ecco, da siciliano, nonostante l'emigrazione naturale, credo che Forza Italia sia percepita anche dal popolo come primo partito, indipendentemente dal risultato delle europee, indipendentemente dal fatto che il risultato delle europee lo abbiano di fatto creato più forze politiche. E poi voglio dire, rispondendo in questo, voglio dire, rispondendo alla signora Pascale, il voto nei confronti di Ilaria Salis è un voto da rintracciare all'interno del PPE, quindi un partito europeo di cui Forza Italia fa fieramente parte, ma di cui fanno fieramente parte la CDU, di cui fa fieramente parte il Partito Popolare Spagnolo. Ecco, in questo senso probabilmente, facendo parte del Partito Popolare Europeo, credo 48 partiti, non credo il problema sia da rintracciare in Italia. Allora, prima di... no, il problema si rintraccia laddove magari la salvezza della Salis magari è stata determinata da un partito avversario. Beh, guardi, a me non fa nessuna simpatia, il lancio del martello non si fa in altre occasioni. Anche a me non fa simpatia, il problema è che se magari la Salis è stata salvata da un partito di centrodestra fa pensare, domando, dico, da chi è quell'unico voto che ha salvato la Salis, di chi è stato, da chi arriva, da quale partito arriva, da quale soggetto politico arriva? Ma allora, la Salis non andava salvata? No, scusa Francesca, perché la Salis non andava salvata al Parlamento europeo? Cioè, lei sta difendendo Ilaria Salis, onorevole? Ma io sto difendendo innanzitutto il diritto, poi se lei dovesse essere colpevole, questa Salis, che a me non fa nessuna simpatia... Oggi tra l'altro c'è stato... voglio dire, non è che... Esatto, l'Ungheria è un paese autoritario che ha commesso un abuso nei confronti di questa Salis. Al netto di qualunque reato lei si sia macchiato in Ungheria. Poi dopodiché venga processata, se ha commesso un reato sconterà per il reato, ma poi dopo che viene condannata, il Parlamento la deve difendere. Ha fatto bene, così come oggi la perquisizione... non dite chi la sa. La perquisizione, ma Forza Italia l'ha votata pure, quindi così come la perquisizione... E chi soggetto di Forza Italia l'ha votato? Non lo so, i parlamentari europei. Ma questo è il voto è segreto, quindi dopodiché la perquisizione che ha subito stamattina è assurda, È una perquisizione assurda, che non è di un paese liberale, che il ministro degli interni manda la polizia a fare la perquisizione, ma non al parlamentare europeo, che già è grave, a qualunque cittadino italiano per preventiva, come dire, indagine. Ma queste cose sono assurde. Esatto, direttore, se mi permette una battuta, io non potrei che concordare con l'onorevole D'Agostino. Dice quanto non prende le posizioni di un partito, prende le posizioni di uno Stato di diritto come l'Italia, e che l'Ungheria ha abbandonato e che speriamo torni indietro nei propri passi con l'elezione di aprile che si terrà adesso. Però Francesca Pascale sta riconducendo questa sua analisi. Speriamo veramente anche per i diritti civili, allora speriamo. Certo, i diritti civili. Allora, dobbiamo chiudere. Sui diritti civili, anche qui, tutta la vita sempre e tutti siamo indietro in Italia. Molto indietro siamo. Allora, io volevo sapere. Finalmente sono d'accordo con lei. Guarda che noi siamo d'accordo quasi su tutto. Hai tentato di prendere. Quando viene Francesca Pascale in Sicilia? No, io non prendo mai le distanze da nessuno, soltanto che non è giusto continuare a mentire su alcune evidenze. Ascolta, io non ho mai mentito in vita mia.
Allora, io volevo... Io concordo, lo conosco da più di 20 anni, concordo in generale dico. Guarda, testimone Vittorio Torrisi. Va bene, basta, poi ve le discutete queste cose. Neanche ci conosciamo. Allora, Francesca Pascale, grazie per essere stata con noi, insomma, come sempre. Grazie a voi. Schiettissima. Viva Forza Italia. Ha dato ma lei lei è tesserata di Forza Italia, come funziona? Cosa... Appena si cambia questa classe dirigente farò la prima tessera di nuovo in Forza Italia. Ricordo solo che sono stata la tessera numero 2 di Forza Italia per diversi anni e la numero 1 era Silvio Berlusconi. Ecco, quindi D'Agostino, piglia e porta a casa, come si dice. Quindi per questo parlo con fervore, perché per me Forza Italia è soprattutto un fatto di cuore. Ce la faremo. Allora, grazie Francesca Pascale, grazie a Vittorio Torrisi, grazie Vittorio, insomma, contributo come sempre intelligente, grazie all'onorevole Nicola D'Agostino, grazie a Antonio Condorelli. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo con l'ex Presidente del Consiglio, oggi Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che è uno di quelli che invece questo referendum lo festeggia, subito dopo la pubblicità. Rientriamo, diamo il bentornato al Presidente del Movimento 5 Stelle, ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Bentornato Presidente, è andata bene questo referendum, no? Dal suo punto di vista ovviamente. Eccoci, sì, direi che è andata molto bene e soprattutto è stata difesa la Costituzione contro un attacco terribile, pericolosissimo, che mirava a restituire alla politica, ad attribuire alla politica una prevalenza sulla magistratura per mettere a riparo la classe di governo dalle inchieste. I cittadini hanno compreso che non era una riforma che avrebbe migliorato l'efficienza della giustizia, non avrebbe assolutamente risolto, come hanno fatto credere ancora Meloni negli ultimi giorni di campagna referendaria, non avrebbe risolto i problemi Carlasco, i problemi famiglia Del Bosco, non c'entrava nulla con i presunti casi di malagiustizia. Si sono un po' attorcigliati su questa narrazione, no? Sì, io ritengo che, attenzione, rispetto anche a chi ha votato sì, l'ho detto già più volte, chi ha votato sì molti erano ispirati anche da finalità molto nobili, e rispetto anche a chi ha votato no con alcuni dubbi e perplessità. Però mi sembra che ci possiamo concentrare su un punto, che questa riforma serviva alla classe politica e al governo, non serve ai cittadini, non serviva ai cittadini. E allora voglio lanciare un appello anche a tutti i telespettatori siciliani e del Sud Italia. Noi la riforma della giustizia la dobbiamo migliorare, dobbiamo intervenire. Questo non significa che chi ha votato no, come il sottoscritto, preferisce l'immobilismo. Quindi mi farò portatore di un progetto di riforma della giustizia, nel progetto politico progressista alternativo a questo governo, un miglioramento però della giustizia in termini di maggiore efficienza, realmente maggiore efficienza, quindi investimenti più adeguati, dotazioni infrastrutturali per la digitalizzazione, miglioramento della formazione degli addetti al comparto giustizia, rafforzamento della pianta organica, e cercheremo anche, ma con legge ordinaria, di introdurre alcune norme ben calibrate per evitare quelli che sono i rischi di una deriva correntizia delle associazioni della magistratura, perché non abbiamo mai negato, io personalmente no, che c'è anche questo rischio, lo abbiamo anche attraversato storicamente. Insomma, la giustizia da riformare, ma non con queste... Scusi Presidente, non con queste... Dico, la giustizia da riformare non su queste premesse, però su quale è stato votato il referendum. Tu non puoi disarticolare la magistratura, certo, e addirittura rinforzare il peso della politica sull'autogoverno della magistratura. Questo mai. Allora Presidente, andiamo, perché abbiamo i tempi un po' stretti, Presidente, andiamo sull'analisi politica di questo voto, perché poi questo referendum è diventato questo. Io direi ci sono due dati che, insomma, su cui riflettere. L'alta partecipazione dei giovani, i giovani che non appartengono ai partiti, i giovani che non vogliono diciamo, tesserarsi o comunque fare parte di nessun tipo di forza politica, il cosiddetto partito del non voto, probabilmente ha inciso molto questo, e poi insomma, un inaspettato regalo a voi del campo largo da parte della maggioranza, quindi insomma questo centrodestra. I giovani hanno lanciato un fortissimo messaggio con questa partecipazione, ne ho incontrati tantissimi
nelle piazze, negli auditorium, nelle università, e tutti hanno dimostrato grandissimo interesse per la res publica, ma su temi specifici come questo della giustizia. E allora io dico ai giovani: non perdiamo assolutamente questa vostra spinta, questa voglia di partecipare, confrontatevi con noi, venite, ascoltiamoci reciprocamente, aiutateci a migliorare, a cambiare quella che è la proposta politica, e noi offriremo degli spazi anche a tutti voi giovani, fermo restando che io personalmente sono disponibilissimo, immagino con tutti gli altri leader del campo progressista, a incontrarvi come e quando volete. Quindi non disperdiamo questa occasione, questa voglia di partecipare, perché la democrazia si rafforza in questo modo ed è il miglior modo per rispondere a un governo che dopo 4 anni, 4 leggi di bilancio, non porta a casa, a beneficio di famiglie e imprese, nessuna riforma. Loro si vantano della stabilità, della longevità, ma quando la stabilità, la longevità significa portare il Paese a crescita pressoché zero, portare il Paese a un calo della produzione industriale consecutivo per 3 anni, portare all'aumento record dei poveri assoluti, a un ceto medio impoverito, voi capite che non c'è nulla di cui vantarsi. E mi permetta, da ultimo, siccome si stanno incartando da tutti i punti di vista, abbiamo visto anche quella sceneggiata, le dimissioni del Mastro, Santanchè, ricordiamoci, Santanchè è stata scudata da questa maggioranza di governo. Cioè Meloni, un attimo prima del voto, sosteneva che faceva bene il suo lavoro di ministra, e il Parlamento l'ha scudata per sollevare un conflitto di attribuzione e salvarla dai processi. Cosa succede? Un attimo dopo il voto referendario, oltre che Del Mastro, Bartolozzi, anche Santanchè vanno a casa. Allora mi chiedo se veramente non è un calcolo politico elettorale di basso livello, perché non manda a casa anche Galvagno, il presidente dell'Assemblea siciliana, l'assessora Amata, che è la zarina del turismo in Sicilia, quando ovviamente le accuse sono abbastanza circostanziate e comunque senza fare processi in TV, attenzione, sono accuse rilevanti, e quindi c'è un problema di etica pubblica, di opportunità politica. Se va a casa Santanchè, perché no Galvagno, Amata e tutte le altre situazioni in tutta Italia che riguardano inchieste serie ai danni di esponenti di Fratelli d'Italia. E allora si pone un altro problema per la giunta siciliana. È una giunta ormai che è sommersa da inchieste giudiziarie. Non dimentichiamoci anche gli appalti truccati nella sanità, non dimentichiamoci anche la figura onnipresente e pervasiva di Totò Cuffaro. Abbiamo anche letto dalle cronache giudiziarie, diciamo, quali sono le indagini in corso, e sono questioni molto serie. Perché quando ci sono appalti truccati in sanità, poi che cosa succede? Che le risorse pubbliche vengono deviate nelle tasche dei comitati di affari, degli amici imprenditori, e allora gli imprenditori per bene rimangono sempre fuori, e questo è un grande svantaggio concorrenziale. Non solo, ma poi le prestazioni sanitarie a favore dei cittadini non sono efficienti. Chiaro, e non ci meravigliamo che poi nel Trapanese oltre 3.000 pazienti hanno aspettato mesi e mesi per i risultati, i referti diagnostici. Quindi il vostro è un focus anche sulla Sicilia, insomma, in questo racconto. Presidente, proprio di Sicilia, oggi il Consiglio dei Ministri, anzi ieri il Consiglio dei Ministri ha impugnato i fondi diciamo, che dovevano arrivare per i danni del ciclone Harry, i fondi, quelli deliberati dal governo regionale. Un'altra diciamo, passo falso di questo governo? Ma più che passo falso, questa è una sconcezza sul piano politico e morale. Ma come l'Assemblea siciliana dà un segnale importante per famiglie che io ho visitato e incontrato, con cui ho parlato, sono in difficoltà, sulla costa orientale, a Niscemi, è una situazione drammatica, e addirittura il governo non solo non interviene tempestivamente, non solo Musumeci non si assume le sue responsabilità di spiegarci come mai, ad esempio a Niscemi, non si è intervenuti per tempo, e addirittura si permettono di impugnare i fondi stanziati per le famiglie in difficoltà, per le imprese in difficoltà. Questa, ripeto, è una sconcezza morale e politica. Però glielo dico, io già ci sono stato, noi ritorneremo, perché i riflettori devono essere assolutamente accesi. Non possiamo permettere al governo nazionale di agire in modo così
incapace, anche vorrei dire protervo addirittura, malevolo. E Senta, allora cercheremo noi di onorare quantomeno noi l'impegno che abbiamo preso con i cittadini di Niscemi e della costa orientale, e quindi abbiamo già messo a punto una serie di progetti per far fronte alle primissime emergenze, ovviamente nel nostro piccolo, perché sono soldi che ci tagliamo dagli stipendi. Allora Presidente, siccome avete parlato tutti voi del campo largo delle primarie, insomma, perché le elezioni si avvicinano tra un anno, insomma, adesso arrivano i primi sondaggi, giovedì un sondaggio di Piazza di Bangiai per Piazza Pulita, oggi il Domani, il quotidiano Il Domani, insomma la mettono in testa a tutte le classifiche di gradimento. Io, giusto per fare capire ai nostri telespettatori di cosa parliamo, nel sondaggio quello di La 7, la domanda è, diciamo, quali di questi candidati sarebbe dato come leader dell'opposizione. I 4 nomi erano Giuseppe Conte, Lee Schlein, Bersani e Silvia Salis, che non è l'europarlamentare ma il sindaco di Genova. Giuseppe Conte è a oltre il 40%. Se il candidato fosse lei di fronte a Lee Schlein, il risultato è 31,60 per lei, 17 per Lee Schlein. Su un altro sondaggio, sempre con questi nomi, insomma, la domanda è: tra i seguenti candidati alle primarie del centro-sinistra, chi voterebbe? Giuseppe Conte 38%, Silvia Salis 30% e Lee Schlein 18%. In un testa a testa, diciamo, in uno scenario dove ci fosse lei e Silvia Salis, che risulta comunque in questo sondaggio quella preferita rispetto anche a Lee Schlein, Giuseppe Conte 57%, Silvia Salis 43%. Insomma, lei questi sondaggi li conosce benissimo, sta volando. Però, mi permetta, è stato molto puntuale nel richiamare questi ultimi sondaggi, però diciamolo francamente, i sondaggi lasciano il tempo che trovano. E soprattutto il tema, guardate, ne parlavano tutti delle primarie, io avevo sempre detto non ne volevo parlare, però il tema qual è stato? Che di fronte a un voto referendario così partecipato, di fronte a tanti giovani che hanno voglia di partecipazione democratica, a quel punto lì anch'io mi sono convinto che può essere il modo migliore per dare la possibilità a tutto il popolo progressista, giovani, adulti, anziani, che vogliono cambiare pagina rispetto a questi anni che direi molto molto deludenti del governo Meloni. Dobbiamo offrire una possibilità di partecipazione democratica. Ecco di qui le primarie. Però attenzione, ho anche detto che le primarie, e lo dico perché adesso è iniziato un balletto con questi sondaggi eccetera, innanzitutto non sono oggi, domani mattina all'ordine del giorno, dobbiamo prima concordare un programma condiviso, perché primarie in questa condizione sarebbero semplicemente divisive e affidate poi ai personalismi. Le primarie non possono essere lo strumento per dividere l'area progressista. Le primarie devono venire dopo un programma che abbia una base di condivisione per rilanciare e rafforzare democraticamente una persona che possa garantire l'attuazione del programma, che possa essere la persona che si fa garante per tutti di portarlo avanti. Ecco perché adesso non vorrei che star qui tutti i giorni a parlare di primarie Però sa che è così poi, insomma, no? Sarà così. Divisioni, non mi presterò ad alimentare divisioni. Però questo, insomma, io mi auguro, lo dico all'uomo politico, mi auguro che non si disperda questo patrimonio di giovani che è andato a votare così con convinzione al referendum, perché si è sentito davvero, forse per una volta, che il proprio voto contasse qualcosa. Allora la politica, sia a destra sia a sinistra, dovrebbe riflettere anche su questo. Non disperdiamo questo patrimonio. Presidente Conte, noi l'aspettiamo sempre in studio, mi raccomando, tanto ha detto che verrà in Sicilia presto, quindi insomma l'aspettiamo. Assolutamente. Prestissimo, non presto, prestissimo, vedrà che vengo in Sicilia e quindi vengo a salutarvi. Grazie, allora saluto il Presidente del Movimento 5 Stelle, già Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci fermiamo, una piccola pausa e rientriamo dopo con la nostra trasmissione Il Punto. Entriamo in diretta, ultima parte del nostro programma. Intanto saluto Simona Mazzone che ha seguito la convention, la manifestazione Sì Ponte a Messina. Ciao Simona, ormai è buio.
Sì, ormai è buio e la piazza si è anche svuotata, però ancora qualcuno resiste sul palco. Per la polizia diamo anche un numero, i manifestanti, cioè coloro che hanno partecipato, sono 1500. Accanto a me c'è l'onorevole Nino Germana, salutiamo con lui in quanto messinese doc, che è salito anche sul palco, che ha detto che è stata una grande manifestazione di popolo. Sì, ma ho sentito 1500, avevamo 27 pullman. La polizia ha dato, la questura ha dato questo numero. Vabbè, eravamo tanti, è stata una bella manifestazione in una giornata di freddo, di pioggia. Siamo molto soddisfatti non soltanto per i numeri, ma anche per il segnale di trasversalità, di sana trasversalità, che merita un'opera così importante. Quindi un'opera allora grazie, saluta Simone, l'onorevole Germana, colore politico, quindi senza bandiere di partito, con le bandiere dei sindacati, con i cittadini. Saluti, chiedo scusa. Il senatore Germana lo invitiamo sempre, quando si deciderà a rispondere ai nostri inviti, gli dici al senatore Germana, saremo lieti di ospitarlo. E quindi grazie senatore Germana. Ciliberti da studio la invita, se vuole rispondere ai nostri inviti l'aspettiamo con piacere a Telecolor. Grazie Luca, a presto. Quindi ha accettato. Ciao Simona, buon lavoro, quindi... sembra in discoteca Simona con l'onorevole Germana, sembrano, come si chiamava il posto quello di Salvini, insomma. Vabbè, buon proseguimento di serata. Totò, le vignette e poi chiudiamo, siamo veramente lunghissimi, dai. Eccomi. Ciao. Questa è stata la settimana, è stata la settimana dei lunghi coltelli. Allora, vai, prima. Referendum, ha vinto il popolo, boom di affluenze. Qua c'è una radio, dice Fratelli d'Italia, l'Italia si è destra, dice cos'è propaganda comunista, ma veramente è mamma. Perché tutti hanno titolato l'Italia si è destra, soprattutto i giornali centrosinistra. Vai, prossima vignetta. Prossima vignetta, eccola qua. È morto Gino Paoli. Gino Paoli, insomma. Dice, avevo detto il cielo in una stanza, non una stanza in cielo. Ma era anche in cielo, secondo me. Andiamo avanti, prossima vignetta. Sempre la Meloni, questa qua, la ministrage, insomma. Prossima, che c'era qualcuna carina. Oggi l'ho viste, eccole qua. La pitonessa. Queste qua, insomma, la pitonessa è stata fatta fuori da un'altra pitonessa, i toni non erano molto accesi, quindi toni, pitoni. L'ultima. Non è questa, l'ultima non è questa. Questo chi è? Questo è Gasparri. Vabbè, questo qua è Gasparri, che fuori anche Gasparri. Si è morto. È un attimo. Ed eccola qui l'ultima. Stasera. L'ora legale, come il film di Ficarra e Picone. Va bene. E quindi quanto tempo guadagniamo? Un'orata. Ciao Totò, grazie. Buon fine settimana anche a te. Ci vediamo al prossimo fine settimana. Il punto finisce qui. La prossima settimana ritorneremo in ora ordinaria alle 14:30 in diretta su Telecolor e la domenica alle 14 su Antena Sicilia. Ciao a tutti, buon fine settimana.